start da Caregno, destinazione Rifugio Cai Valtrompia. Tratto in discesa. Qui giriamo a sinistra. Qui proseguiamo a sinistra. Qui andiamo a sinistra. Tra poco ci riattacchiamo alla strada. Filo spinato. Tratto ripido. Sempre ripido. Qui andiamo dritti. Là in fondo il rifugio. Il rifugio. Qui giriamo a destra. Eccoci già sulla steratina finale. Ci arrivati a Rifugio Cai Valtrompia e vai. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa escursione a Rifugio Cai Valtrompia? Non è un'escursione facilissima, ma nemmeno difficile. Diciamo che per 3/4 il sentiero, che è abbastanza largo, ci porta in modo tranquillo. Solo l'ultima parte, diciamo l'ultima mezz'ora, sale un bel po', e poi comunque c'è la discesa che ci riporta qui al rifugio, e come vedete c'è un bellissimo panorama, tra l'altro un prato tenuto veramente benissimo. Abbiamo fatto una pausa di 1 mese e mezzo, se non anche di più, perché causa un mio infortunio, come vedete la fasciatura, una distorsione alla caviglia che mi ha portato a fare tutti gli step del mio infortunio. Quindi andare al pronto soccorso, fare i raggi, che per fortuna non era rotto, stare a casa dal lavoro e poi andare dal fisioterapista e farmelo sistemare. Questa sera toglieremo questa fascia bellissima color fucsia, che ormai sono affezionata, ma è ora di toglierla dopo 2 settimane, perché la caviglia adesso sta benissima e abbiamo ripreso di nuovo le nostre escursioni. Vi consiglio questo posto
perché è veramente stupendo, anche il rifugio molto carino. Noi adesso andiamo a mangiarci una fetta di torta e un buon caffè. Mandi! Entriamo. Attenzione ai tratti in contropendenza. Qui tagliamo a sinistra per ricongiungerci al percorso originale. Prima cosa vado su. Fine della salita. Qui andiamo a destra. Bene, qui ci riattacchiamo alla strada e proseguiamo verso la macchina. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai, brava. Qui andiamo a sinistra.